Dal 1° luglio è stato approvato lo sblocco licenziamenti per l'industria manifatturiera ed edilizia, con l'eccezione del tessile e i settori ad esso collegato. Ma cosa cambia ora nello specifico per i lavoratori e come saranno tutelati in futuro? In Veneto non cambierà tantissimo, come sembra di poter cogliere dai media nazionali. Molte aziende hanno già licenziato in questo periodo, anzi dirò di più, molti lavoratori hanno chiesto di essere licenziati perché se hanno l'opportunità di trovare comunque un lavoro successivamente nella fase della ripresa, hanno chiesto di poter usufruire della NASPI, che paga di più della cassa integrazione in moltissimi casi. Il settore industriale, che crea capacità lavorativa molto alta nel Veneto, non sta soffrendo della crisi economica determinata dalla pandemia da Covid-19. Non prevediamo il disastro che qualcuno vuole far intendere di grandissime chiusure di grandissime aziende dal 1° luglio in poi. Il settore metalmeccanico sta trainando in maniera abbastanza importante, anche altri settori industriali non stanno andando bene, ci sono dei problemi sulla reperibilità delle materie prime, dei semilavorati, soprattutto dall'estero e dal Far East. Noi crediamo si debba soprattutto dare la possibilità. Ripeto, il Veneto ha delle peculiarità diverse, ma si debba dare la possibilità alle aziende di non licenziare i lavoratori, ma di poter fare in modo di usufruire di altre ore di cassa integrazione per poter interrompere l'attività lavorativa, perché è inutile aumentare i debiti dell'impresa se non c'è mercato, però allo stesso tempo mantenere il personale occupato. I licenziamenti di massa dovrebbero farci riflettere sulla competitività del mondo del lavoro a livello locale e dove bisogna puntare maggiormente nel futuro. 1. Ricreare lo sviluppo, 2. Ricreare occasioni di occupabilità per i lavoratori. E come si fa questo? Si fa riqualificando i lavoratori in base ai nuovi profili del mondo del lavoro.